Il nuovo ministro veneziano salvi Porto Marghera. Il giorno dopo il giuramento del professor Corrado Clini, l'appello del presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, e del segretario del Partito Democratico, Michele Mognato. Sentiamo. Un negoziatore climatico, Corrado Clini, direttore generale del Ministero dell'Ambiente, da ieri assurto al Dicastero dell'Ambiente stesso. Un balzo in avanti di notevoli dimensioni, un incarico preziosissimo per la provincia di Venezia, soprattutto per le problematiche legate a Porto Marghera e agli equilibri delicati di Venezia e della laguna. Un ministro veneziano è di Milano ed è quindi del territorio, e ciò ha un valore aggiunto. Conoscendo il territorio significa avere in mano effettivamente quelle che sono le criticità, le fragilità, le problematicità del territorio, come quello poi di Venezia. Venezia, con la sua provincia e le sue fragilità, spera così di risolvere alcune problematiche urgenti. Avere questo ministro ci permette comunque di avere una persona che conosce effettivamente questa realtà, perché ci ha vissuto, perché se ne è occupato. A breve la presidente Zaccariotto incontrerà Clini, che ha ben chiare alcune situazioni da risolvere e che già come direttore generale del Ministero dell'Ambiente stava seguendo. Io personalmente ho avuto modo di conoscerlo, di confrontarmi in altre occasioni dove non era ministro, e quindi mi auguro che per Venezia sia l'occasione di poter portare avanti una serie di temi che permettono a Venezia di fare un giro di pagina. Soddisfazione anche da parte delle sinistre. Venezia e Porto Marghera devono avere la priorità. Siamo una realtà e una regione in cui i problemi come l'alluvione sono problemi concreti, e poi una grande attenzione a Marghera, perché abbiamo bisogno di snellire le procedure per bonificare i terreni e poter costruire a Marghera nuove opportunità industriali per lo sviluppo economico di Marghera, ma non solo di Marghera.